Forza Italia con Tajani ieri è tornato alla carica sullo Iuscole. Non è bastata la bocciatura senza appello che è arrivata dal referendum di poche settimane fa, dove gli italiani hanno detto chiaramente che non vogliono corridoi preferenziali per le nuove cittadinanze. Forza Italia sembra andare veramente contromano rispetto a quella che è la volontà degli italiani. Noi invece come Lega ci riuniremo proprio domani insieme ai nostri sindaci, ai nostri assessori, più di 400 amministratori del territorio, per iniziare a scrivere quello che è un programma verso le regionali, un programma che deve intercettare i bisogni reali dei veneti. Tra questi sicuramente non c'è lo Iuscole. Alberto Villanova, rispetto alle scuole, dovrebbe prima leggersi i provvedimenti, capirli, così eviterebbe, come spesso gli capita, di parlare a sproposito. Per lo Iuscole è addirittura più restrittivo dell'attuale situazione. Oggi, con 10 anni di permanenza in Italia, chiunque può ottenere la cittadinanza, a prescindere da come si comporti e soprattutto che sia integrato o meno, che parli o meno l'italiano. Mentre invece l'Iuscole cosa prevede? Prevede che ci vogliano 10 anni di frequenza alla scuola dell'obbligo in Italia, quindi vale per i ragazzi e le ragazze che sono integrati, 10 anni di frequenza con profitto. È un provvedimento che la dà a chi è realmente integrato. E questa è la giusta direzione, anche perché se parliamo per esempio di uno dei grandi problemi di sicurezza che ci sono oggi, che è quello dei Maranza, i cosiddetti Maranza, che hanno tutti la cittadinanza italiana, con lo Iuscole probabilmente nessuno di loro potrebbe raggiungerla. E poi c'è un fatto in prospettiva: noi siamo un paese purtroppo in denatalità. È vero che è giusto fare come le facciamo, come questo governo sta facendo, politiche per la natalità, però la Francia, che lo fa da 20 anni, è riuscita dopo 20 anni a sconfiggere la denatalità. Noi non possiamo aspettare 20 anni per risolvere un problema drammatico, che è anche quello dei lavoratori. Noi abbiamo posti di lavoro e non abbiamo lavoratori, e le imprese chiedono lavoratori, e quindi avere dei ragazzi immigrati, integrati, che vanno a scuola con profitto, che vogliono integrarsi, crescere, mettere su famiglia e lavorare in Italia, questa è anche una risposta positiva dal punto di vista della crescita della società.